Tre passioni, il canto, la gondola e le sfilate, in un concentrato di semplicità e bellezza tutta veneziana. Sara Pilla, 22 anni, è gondoliera di professione, figlia d'arte, ma il suo sogno è quello di conquistare la corona di Miss Italia e ha già passato una prima selezione. Un sogno enorme, grandissimo, sarebbe di vincere appunto Miss Italia. Ovviamente sarei felicissima di arrivare in finale con il titolo di Miss Veneto, perché vorrei portare alto il nome delle donne, grazie anche alla gondola, per far vedere che possiamo fare qualsiasi cosa. E infatti Sara ha superato l'esame da gondoliera a febbraio 2021, è una delle 5 donne ad aver ottenuto la licenza a Venezia, ancora troppo poche. Sono una delle ultime 3 che siamo entrate a febbraio con l'ultimo bando e ne sono estremamente orgogliosa. Per me è veramente importante far vedere che la donna può fare qualsiasi cosa. Quindi mi sento di avere anche una responsabilità grande insieme alle mie compagne. Fin da quando sono piccola vogo, perché approfittavamo per stare un po' di tempo insieme, e comunque è una passione che si trasmette ancora dal bisnonno che lavorava per le casate veneziane. Una grande soddisfazione per la famiglia e papà Fabio. Orgoglioso, sì, molto orgoglioso, grande soddisfazione. Adesso avanti e speriamo che le cose vadano per la strada giusta. Forza, sempre avanti, sempre. Mi tolgono curiosità. Allora, Sara, così bella, passa questa selezione, adesso anche gondoliera, canta, quindi una bellissima voce. Da chi ha preso questa ragazza? Guardi, sinceramente non lo so. Io qualche volta canto, ma non sono un professionista. Ci provo magari con i clienti per farli contenti, ma non mi ritengo un professionista. Ci provo, cerco di accontentare tutti quando vengono a fare un giro in gondola. E è bella come la mamma o come il papà? Questo non lo so, penso sia un mix. Diplomata al liceo Marco Polo, Sara non è fidanzata, non c'è ancora la persona giusta, dice. Del resto è impegnatissima a seguire le sue passioni, tra cui la musica, dagli strumenti al canto. Hai presente quando hai voglia di andar via ma poi alla fine dici resto? Quando ripeti una parola così tante volte che non ha più un senso.